Avevo un po' di agitazione all'inizio, però subito dopo essere entrata, ecco, i professori hanno fatto di tutto per mettermi a mio agio, sono stati tutti molto gentili. Pensavo peggio, invece alla fine dai, sono riuscito a rispondere alle domande e penso sia andata abbastanza bene. Ero molto in ansia, però è andato tutto bene, sì. In realtà non è come ce la si aspetta, è molto più tranquillo. Cambiano le modalità d'esame, ma l'emozione dei maturandi trevigiani resiste anche al Covid, così come la suddivisione quasi antropologica tra ansiosi e imperturbabili. Tranquillissimo. Siamo sereni noi, tanto alla fine abbiamo fatto sto percorso qua insieme, qualcosa abbiamo imparato. Sono 7.847 i giovani trevigiani che da qui ai prossimi giorni saranno maturi, 183 le commissioni d'esame composte da insegnanti interni e presidente esterno, circa un'ora di colloquio per tutti con la partenza affidata a degli elaborati scritti dove il piano di studi si è quasi sempre intrecciato con l'attualità. Si tratta proprio della disintossicazione dai social che riguarda appunto gli adolescenti ma in generale le persone e appunto è molto importante sensibilizzare i giovani su questo argomento. Cambridge Analytica e lo scandalo Cambridge Analytica e la questione dei big data. Io ho portato Charles Dickens con Oliver Twist per l'infanzia rubata appunto dal lavoro minorile. Io ho scelto il valore educativo delle fiabe e dei cartoni animati, quindi anche come possono influire e la contraddizione con quella che è la società contemporanea. Maturità che scandisce il tempo di nuove decisioni, molti, complice il periodo, sognano la professione medica. Penso di provare medicina, comunque è un tragitto molto lungo e tortuoso, però ci proveremo. Mi piacerebbe entrare a medicina l'anno prossimo, quindi la mia estate la passerò anche un po' a prepararmi per il test entrata. Voglio andare a fare scienze motorie a Ferrara e diventare un personal trainer. Dai banchi di scuola ai banchi della vita, in molti sembrano già maturi. Che di fronte agli sbagli e ai nostri mali bisogna essere sempre uniti e condividere dolori e sofferenze con gli altri per cercare di uscirne insieme.